vestono in questo modo. Le donne dei ceti sociali elevati vestono in un modo più ricco, così descrivendo anche la processione, dice portano delle cose, le donne dei ceti sociali elevati, delle cose che sono proibite a ceto inferiore, certi ricami, certi gioielli, così era un po' in tutta la Sardegna, era un po' una società classista in cui l'immagine contava moltissimo. Allora qui c'è da dire tanto. Mi preme sottolineare il lavoro di Ignazio Santi, che non è solo un sarto, è un ricercatore. Io lo chiamo un alchimista, perché riesce diciamo, a farci immergere nel passato. Nella ricerca che fa, nella ricostruzione, usa dei tessuti straordinari, dei tessuti che ricerca proprio meticolosamente un po' dappertutto e i risultati, diciamo, si vedono. Allora, questo abito, io credo che la cosa che impressioni di più immediatamente sia il cilindro con le piume, con i fiori, eccetera. Questo è sicuramente un elemento estraneo alla Sardegna, però se lo ricerchiamo nella storia della moda, vediamo già che già dal 1500 le donne aristocratiche che andavano a caccia portavano degli abiti maschili, tra virgolette, e portavano anche un cappello per proteggersi dal sole. Cosa è successo? Che questa moda da caccia è diventata anche una moda di corte, succede spesso questo. E quindi le donne aristocratiche portavano dei cappelli di questo genere. Non è limitato solo a Selagius e altri paesi del Campidano, era usato anche a Oristano, esistono delle... Anche il Componidori, che ha qualcosa di femminile, porta un cilindro. E Vittorio Angius ce lo descrive anche per paesi della Gallura. Dice le donne di alcuni paesi della Gallura quando vanno alle feste di campestri portano dei cappelli sopra dei veli o dei fazzoletti con dei nastri che pendono. Allora questo tipo di abbigliamento di cilindro si ritrova, ancora sono noioso, lo so, in Spagna, si ritrova in tutta l'Italia meridionale, in Piemonte. Io credo che persino le bombette del Perù e di altre zone del Sud America, che certamente non sono Incas, ma sono di influenza europea, si possono collegare a questo. Ecco, questo tipo di abito che si ritrova paro paro in un acquerello della Marmora, inserito nella marmora, che è fatto da un disegno del Pominotti, è abbastanza diverso dall'abito della classe dominante come lo vediamo successivamente e come si vede nelle sfilate. Allora, la primissima cosa è la camicia che non ha la gorgiera, il corsetto che è diverso e che è semirigido, e anche la stessa giacchina ha delle maniche completamente diverse, sono fatte un po' ad imbuto e non a volante o ad ascia. E una cosa caratteristica sono questi elementi che si chiamano manghittus, e sono delle finte maniche, sono infilate dentro, perché queste maniche corte e che hanno la bottoniera. La bottoniera non è caratteristica solo di Ittiri, eccetera, ce l'avevano, io credo, quasi tutti i costumi sardi. Poi vedremo, per esempio, ad Esulo ci sono dei giubbini che hanno una decorazione a forma di asola e che ci dice esattamente che prima c'era la bottoniera. Perché? Perché per come erano tagliate le maniche erano necessarie chiuderle con bottoni. E di questo, anche questo solitamente genera molte polemiche. Un nostro amico che l'aveva introdotto perché si usa nei sushi veniva dileggiato, chiamato Zorro, eccetera, anche perché si pensava che voleva detenere l'esclusiva Teulada, che l'ha conservato sin quasi ai giorni nostri, però si usava anche il logo d'oro, anche a Sassari, eccetera. Prima della cosiddetta grande rinuncia, gli abbigliamenti maschili erano anche abbastanza decorati e prevedevano gioielli. Ecco, qui c'è una ganciera che chiude il cappotto e c'è tutta una serie di amuleti. Questo era il mondo della superstizione, la paura delle malattie, la paura del malocchio, dell'invidia degli altri, che portava ad agire in questa maniera irrazionale.
Bellissimo è il cappotto. Il cappotto che è fatto a regola d'arte, in orbace. Il nome di questi cappotti era Sereniccu. Allora, qualcuno nel Campilano dice, mia nonna diceva che si chiama Sereniccu perché veniva portato per corteggiare le ragazze la sera al sereno, e questo da Sereniccu. Niente di più sbagliato. Allora, la documentazione ci dice che già dal Settecento nel meridione, ma forse anche su, c'erano delle consorterie di sarti greci provenienti appunto da Salonicco, e che questo veniva chiamato il cappotto di Salonicco. Ci sono dei documenti in cui, per esempio, si denunciano uno con gli altri la consorteria dei sarti greci con la consorteria dei sarti sardi, perché a un certo punto non arrivava la stoffa che usavano, che era un panno particolare, e allora quelli usavano l'orbace, i sarti sardi dicevano no, non potete usare l'orbace perché è fatto alla sardesca, eccetera. Qua c'è tutto un campionario delle stoffe che cerca e trova Ignazio, sono dei brocati fantastici, favolosi, dei galloni, anche questi altrettanto favolosi. Ecco, questa è la giacchetta cosiddetta velada. Velada è un nome di giacche settecentesche che ricorreva soprattutto a Venezia. Sono solitamente in velluto, vedete? Questa ha le maniche ad ascia, è in velluto blu che ha dei riflessi bellissimi. Anche qui si usa il velo di tulle spesso e volentieri. Nuoro, e stiamo finendo. Allora, l'abbigliamento di Nuoro è iperdocumentato. Grazie ad Eleda, oltre che nei romanzi, per un certo periodo, prima di iniziare a diventare una scrittrice celebre, scriveva per una rivista etnografica e quindi scrive quasi un trattato sulle tradizioni popolari di Nuoro, che poi si riflettono in alcuni dei suoi romanzi, e ci dà la descrizione perfetta di com'era l'abbigliamento di Nuoro. Questo è l'abito da sposa e delle donne sposate della classe benestante. Solitamente sono definiti questi abiti da un dettaglio, da una stoffa. In questo caso viene detta a benda, cioè con la benda, oppure a pala sopra. La pala è questo corsetto qui, e in questo caso, rispetto a tutto l'abbigliamento normale di Nuoro, la pala, che è speciale, è diversa dalle altre anche come taglio, viene messa sopra il giubbino. Questo avveniva, c'è il signore di Oliena, anche ad Oliena, nell'abito del ricco più antico, veniva messa il corsetto sopra, era un abito, questo di Oliena, che aveva una gonna di damasco come quella sul Celeste, a volte come quella Saveste si chiamava. Ecco, questo abito qui prevede una cuffia, che intravedete qui, una benda. La benda è un indumento di origine medievale. Dalla storia della moda sappiamo che era consentita solamente alle donne sposate, perché poi le fanciulle dovevano mostrare i capelli per accalappiare i ragazzi. C'è una camicia ben ricamata, c'è una cintura, e questa cintura è abbastanza rara in Sardegna, ce l'ha Dorgali, ce l'ha Orani, Bitti anche, e poi c'è la franda, che è il grembiale, che copre la gonna d'orbace e che in questo caso è una franda, io la chiamo di mezzo, nel senso che non è come quelle più antiche che hanno disegni esclusivamente geometrici, ma qui già si sono inseriti dei disegni naturalistici fatti molto bene. Questi non li facevano le donne di casa nei momenti liberi, sappiamo anche da Grazia Deledda che venivano ordinate dalle ricamatrici professioniste. E così come a Nuoro non era solito che cucissero le camicie, e Grazia Deledda stessa dice le camicie più ricche le fanno o a Liena o a Dorgali. C'è la gonna d'orbace, la tunica, anche questa vedete come il nome di Tiesi, tunica, è fatta in orbace, e solitamente queste gonne anche nell'uso folcloristico e posteriore sono a pieghe molto strette. In origine invece erano a pieghe larghe,
ed erano, si diceva, aghironadas, cioè tagliate a ghironi, a pezzi così trapezzoidali, che prevedevano una manifattura pazzesca, anche perché dovevano essere tutte ribattute le pieghe all'interno e l'orbace si sfilaccia con molta facilità. Qual era l'ideale di bellezza? Ma di tutti i costumi, di tutti, nessuno escluso. Vita sottile, seno prorompente, fianchi larghi, quindi c'era questa sagoma. Per ottenere questa sagoma, sovrapposizione di diverse gonne. E poi l'abito maschile, che è quello caratteristico di Nuoro, più standardizzato, sempre interessante perché sappiamo che il giubbino, come anche questo, era double face, cioè poteva essere in altre occasioni girato e si mostrava lo scarlatto. Graziadella per esempio dice che per quello maschile, per quello femminile, per andare ai funerali, alle condoglianze era obbligatorio girarlo dalla parte dello scarlatto. È interessante anche la giacchetta, che è fatta di un materiale simile all'astrachan, poi viene anche sostituita con dell'astrachan finto, con un tessuto a ricciolini. E qui vediamo i fazzoletti che si usano nell'abbigliamento più normale, riccamente ricamanti, e poi diverse palas, cioè il corpetto, da tipi che erano feriali e da tipi che erano semiferiali, festivi, e c'era una grossa differenza comunque nell'abbigliamento delle donne sposate e delle donne nubili. Cioè le donne sposate, anche questo lo dice, grazie a Leda, possono portare bottoniere pesanti, filigrana, gioielli d'oro, invece le ragazze devono portare un abbigliamento più modesto. Basta, non chiedo io. Paese che ha conservato l'abbigliamento a lungo e allo stesso tempo è un paese che è entrato nel giro folcloristico precocemente. I primi gruppi folcloristici sardi, c'erano già ai tempi di D'Annunzio, ruotavano intorno ai Savoia, erano Osilo, Sant'Elena, Samugheo e Aggius. E c'era un personaggio a Samugheo che era il colonnello Urru, che era molto addentrato negli ambienti militari e negli ambienti della corte. E risulta che abbia anche organizzato delle piccole cavalcate. Aveva fatto una cavalcata dopo la guerra che era intitolata All'eroe che ritorna, dove Samugheo faceva da protagonista assoluto. E cosa ha fatto? Ha cercato di mostrare le cose più appariscenti. E questo, per esempio, questo abbigliamento maschile, che a quei tempi era già tramontato, c'erano solo degli indumenti originali, ne è rimasto qualcheduno, però nel paese si usavano degli abiti più scuri, più andanti, in velluto, diversi. Ecco, questo abito qui, anche questo ha confronti in Spagna, ma dei confronti quasi calzanti. E in tutta la zona, come a Busacchi, si coltivava il lino, c'era un lino molto pregiato e c'è una lavorazione del lino veramente eccezionale nei ricami. Desulo, io lo chiamo il costume icona, è proprio un simbolo della Sardegna. Anche a Desulo c'è una conservazione dell'uso comune non folcloristico veramente eccezionale. Anche qui però diciamo che si è incontrato precocemente il folklore, cioè la particolarità dell'abito ha attirato sempre ed ha portato anche ad eseguire delle cose diciamo non legate all'abbigliamento popolare, delle scarpine, dei portafoglietti, delle cose che venivano proprio commerciati. È una popolazione che fa del commercio. Che cosa ha di interessante in tutto l'insieme? Ci può colpire l'accostamento cromatico, sicuramente, ma per me è molto interessante la gonna. Allora, la gonna è diversa da tutte le gonne sarde, somiglia solo alle gonne di Belvì e di Arizzo. Perché è diversa? Perché le altre gonne sono fatte usando tantissimo materiale, hanno almeno un giro di 3,50, mentre invece queste sono a forma di sacco, cioè è una specie di sacchetto, vedete?
che si chiude con 2 lacci. In questo caso è stata anche col tempo, diciamo, ingentilita, praticando delle pieghe, poche pieghe. Questo tipo di gonna era funzionale all'orbace, che è stretto, quindi mettendo un telo d'orbace davanti, 2 teli d'orbaci dietro, si otteneva tranquillamente una gonna senza ritagli, sprecare materiale. Ecco, questo tipo di abbigliamento è la risultante di un tipo di indumentaria molto più antica rispetto a tutte le altre, in cui non c'erano drappeggi, non c'erano tagli, eccetera. Allora, alcune descrizioni ottocentesche parlano addirittura di un telo di orbace, a volte intorno al corpo è fermato con una bacchetta di legno che passava tra 2 fori. E questo per paesi molto come Tonara, come Ursulei, eccetera. Quindi conserva un tipo di taglio arcaico, antico, per quanto poi è stato ingentilito da un'elaborazione molto forte della decorazione, ma anche del colore, perché è stato introdotto e reso più ampio il panno scarlatto, mentre in origine usavano l'orbace, e l'orbace era tinto con dei toni di rosso diciamo più tenui o più spenti e meno appariscenti. E poi c'è la famosissima cuffietta, che anche questo è un emblema della Sardegna. Vi faccio notare la bellezza delle camicie, in cui c'è anche qui su Lea e Lassa o su Coro, guardate, alto così, qua c'è parecchio lavoro. Allora, con la grande rinuncia al colore, alcune città, piccole città e alcuni paesi, soprattutto passando attraverso la classe dominante, introducono questi abbigliamenti scuri, ma non solo, rinunciano a mostrare la camicia, al corsetto che chiude, e introducono dei giubbetti di tipo cittadino. Allora, tra un giubbetto di questo genere, se io lo portassi, questo è di un paese vicino a Ozieri, di Nughedu, e se io lo portassi nel Campidano, potrebbe andare benissimo nel Campidano, come se lo mettessi con un abito da signora del periodo di città, andrebbe benissimo, non c'è nessuna differenza. Qui vengono acquisiti questi indumenti, vengono introdotti, ma questo anche in altri abbigliamenti, questi scialli che arrivavano dalla Francia, da Lione, sono diffusi in tutta Europa, si trovano, non so, nei costumi alpini delle Alpi. È molto bella e interessante che di fronte a queste innovazioni l'arcaicità della gonna, che in orbace fine, pensetata fine. Ancora l'abbigliamento, anche Bitti è un paese conservativo, questo è un esemplare recente, eseguito recentemente. Diciamo che chi esegue gli abiti oggi si ritrova di fronte a 2 problemi. Uno è il fatto che il committente a volte vuole spendere poco, e l'altro che non si trovano i materiali antichi, cioè i materiali, le fabbriche non li forniscono più. Per esempio il terziopelo, che era di setta, che aveva una base di setta, oggi viene fornito in cotone ed è tutto un altro effetto. Comunque mantiene ancora l'orbace, no, è panno questo. Cioè, a vederlo. Qui anche la camicia, vedete, ha le decorazioni di Sucoro, in questo caso vengono sottolineati con del filo nero, anche qui vengono sottolineati con del filo nero. Questo avveniva già nelle camicie rinascimentali, a volte nelle camicie rinascimentali il filo è ruggine, rosso, anche d'oro e d'argento, bisogna dire. Stop.